Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo di alcuni circuiti importanti, perché quando il gioco diventa duro, i duri guardano e prendono i circuiti radionici del Marietto Veneziano. Però prima di iniziare questa breve pillola, il Marietto vi chiede di iscrivervi a questo canale e al canale di Hildegarda. Importante è sotto un bel clic su iscrizioni, e poi venite a trovarci nei nostri gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano e nel nostro gruppo di Telegram, dove al lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Sono tutti invitati e ben accetti. Bene, parliamo un po' di questi circuiti. Il primo circuito ormai lo conoscete molto bene in dettaglio ed è la croce cosmica. Importante da fissare almeno 2-3 minuti e farlo entrare nel subconscio, e il quale subconscio lo incollerà a fuoco nell'inconscio, e questa è una grandissima protezione. Vi consiglio di stamparlo e di piazzarlo in qualsiasi parte che potete fare, o metterlo in casa. Se non vi lasciano piazzarlo in casa, incollatelo sotto un tavolo o sotto un armadio o sotto un cassetto. Insomma, deve essere operativo, attivo, perché le sue energie benefiche irradiano la stanza, il locale, e in alcuni casi anche di più. Bene, passiamo al prossimo. Il prossimo circuito è un circuito fatto da Hildegarda, studiato Hildegarda del vostro Marietto Veneziano, un circuito che potete trovare tranquillamente nel gruppo Face, e serve per rinforzare il sistema immunitario. Lo vedete? Stella di Davide al completo, con protezione disimpregnante, non ha bisogno del NOR. Qui ci applicate il vostro testimone, e poi parliamoci chiaro, ho già fatto una bellissima pillola in cui potete andare tranquillamente a vedere nel canale vostro Marietto Veneziano il suo utilizzo. Questo chiaramente sempre nel sito del capitano.altervista.org e anche nei gruppi Facebook del Hildegarda Marietto Veneziano. Questo qui invece è un circuito importantissimo. La prima volta che ho sentito parlare di questo cervo bombardier, il vostro Marietto è a 7 anni e mezzo, e vi racconto un po' come è nato. Quindi 7 anni e mezzo vuol dire che il vostro Marietto sta parlando del 1971-72. Quel periodo il vostro Marietto, come voi sapete ormai tutti, chi segue il canale, il vostro Marietto era stato tirato sotto da una moto Guzzi guidata da un vigile, no? Che aveva 2Z anche lui nel nome, no? Quindi io quando trovo uno che ha nel cognome un 2Z so che se anche mi ammazza mi porterà in paradiso, no? E quindi cosa è successo? Sono stato tirato sotto da una moto, 230 kg fra lui e la moto. Ho preso questo colpo, sono andato dall'altra parte del velo, mi ha spiegato un po' le cose, poi sono tornato indietro e l'ho detto al sindaco e al prete, che il prete e il sindaco, mentre ero a scuola, mandavano dei veggenti a vedere chi era quel bambino che aveva preso questo colpo. Il medico condotto del paese diceva che ero stramorto, non morto ma stramorto, però purtroppo gli ero tornato indietro e avevano cominciato a spiegare certe cose, a che il sindaco non gli andava giù neanche al prete, e mandavano dei veggenti mentre io ero a scuola. Mi erano venuti a trovare 2 o 3 veggenti, ma uno in particolare parlava di questo cervo bombardier, che un giorno io avrei fatto questo su un PDF e avrei aiutato lo stivale. Quindi questo cervo bombardier il vostro Marietto lo ha sentito nominare la prima volta nel 1972, è stato fatto più o meno nel 2015, 2014-2015. Cos'ha di particolare questo cervo bombardier che voi non vedete? Qui dentro ci sono dei codici Busby invisibili, cioè sono pitturati di bianco, e questo praticamente permette a questo questa nazione che è dentro questo cerchietto, di essere protetto da questi 2 codici invisibili, e con le losanghe, che sono degli emettitori. Chiunque va a sbattere contro questa nazione chiaramente deve fare i conti con questi 2 codici Busby che il vostro Marietto ha messo già nel 2015. Il vantaggio di questo è che se anche voi lo copiate e lo tenete nel cellulare, o lo stampate sarebbe meglio, diventa attivo e protegge lo stivale. Quindi voi dovete pensare che questo circuito radionico si trova
nel sito del capitano.altervista.org dentro l'ebook dell'avvocato Cerattini, quindi dovete pensare che almeno 6.000 persone lo hanno già scaricato, quindi copia e incolla a destra e a sinistra, sarà in giro per 30-40.000 personal computer o cellulare, e continua a emettere protezioni benefiche per il nostro stivale. Questo è importante. In più, se lo avete salvato su Google, vi voglio dire, per chi non lo sa, salva i suoi dati sui satelliti, perché in caso di guerra naturalmente l'unica cosa che non viene colpita direttamente sono i satelliti. Infatti usa gli ex satelliti di una certa ditta, penso Motorola, che aveva cercato di fare satelliti per comunicazioni intercontinentali, però ha abbandonato quel progetto, li ha presi Google e lo usa così. Quindi i nostri cervi bombardier sono anche nello spazio e stanno lavorando anche da lì verso la nostra madre patria. Bene, questo qui. Poi farò degli approfondimenti su questo circuito molto importante. E comunque vi ricordo, il vostro Marietto già nel 72 sentiva parlare del cervo bombardier. Passiamo al prossimo. Questo circuito invece ci è stato dato dai sciamani del Sud America, importantissimo. Qui bisogna mettere il testimone, le istruzioni trovate dentro praticamente l'ebook dell'avvocato Cerattini. È importante anche, se avete dei nomi di persone che lavorano nelle forze dell'ordine o anche del settore medico che stanno in prima linea a difendere lo Stato italiano in questo momento, metteteli perché li proteggete. È uno dei più potenti circuiti per tagliare attacchi astrali di ogni tipo, di ogni tipo, insomma. Via. Poi il prossimo invece è proprio fresco, un circuito radionico in cui si può utilizzare delle candele. Ho già fatto una bellissima pillola al riguardo che spiega come utilizzarlo. C'è il pentalfa e lo Stato italiano protetto dal pentalfa. Anche qui potete guardare tranquillamente la pillola del vostro Marietto Veneziano per vedere le indicazioni. Ecco, tutto. Penso che per oggi questa pillola su questi circuiti molto importanti, che voi potete trovare nei gruppi di Facebook del Marietto Veneziano Il De Garda, oppure nel sito del capitano.altervista. Questo, dove nel canale YouTube del Marietto Veneziano c'è anche le istruzioni per poterlo utilizzare. Poi abbiamo visto questo, importante, se volete mettere un testimone di qualsiasi persona per proteggerlo, in astrale. Poi questo per il nostro stivale, la nostra madre patria. Questo per il sistema immunitario, e questo è un circuito molto potente, generalista, che vi protegge da forze di ogni tipo nocive. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi chiedo di iscrivervi al canale di Il De Garda, il vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!